Venga perché io, dico, siccome le voglio bene, esatto, io siccome le voglio bene e la capisco già dallo sguardo, vedo che lei oggi non sta veramente bene. No, di ieri sera tutte le cerasse che ci hanno dato, le ciliegie che ci hanno dato e poi ne sono litri di acqua. Sì, lei ha mangiato molte ciliegie, ha bevuto tanta un chilo di ciliegie, poi mi bevi il litro di acqua. Quindi stanotte... comunque approfittiamone per salutare gli amici di Montagna Reale. Ieri erano tantissimi in provincia di Messina, viva Montagna Reale, dove ci sono 5 amministratori, cioè la giunta è formata da 5 persone, sindaco e 4 assessori, 3 sono femmine, 3 sono donne, 3 sono meravigliosamente donne, quindi il sindaco e 2 assessori. E mi dicono che le cose vanno bene, quindi insomma le donne sono brave, soprattutto quando si tratta poi di organizzare, di mettere insieme. Infatti ieri hanno organizzato tutto perfetto. Bene. Come si chiama? Anna Sidoti il sindaco, mi pare. Sidoti. Anna, sì. La salutiamo e salutiamo tutta l'amministrazione, il consiglio comunale e tutti i collaboratori del comune che sono stati affettuosissimi con noi. Bellissime ciliegie. Però al di là delle ciliegie c'erano anche le castagne. Con l'acqua non si accoppiano. Lo so, lei ne ha bevuta troppo e ne ha mangiate troppe, vabbè. Quindi cosa ci vuole dire? Niente. No, niente, questa notte stesse cuccato, ma magari assettato. Sì. Ma va bene, una notte proprio. Senta, ma invece perché così turbato? Perché prima ha detto sono scemo o non sono scemo e abbiamo capito perché. Poi ci ha raccontato di questa disavventura di suo cugino Alfio l'altro giorno. L'altro giorno è successa una cosa al bar del paese. Nel mio paese c'è un solo bar, una piazza, non è che un paese è Nico, siamo 128 cristiani, Quando la squadra del paese gioca in trasferta e ci andiamo a vedere la partita, all'ingresso del paese ci mettiamo un cartello, torniamo subito. Certo, 128 vanno tutti allo stadio e il paese non resta nessuno. Sì. Gli spettatori, l'ultima partita che si dice entra a casa la squadra, gli spettatori erano 87, 86, 87, 86, 87, 86. Perché uno aveva la moglie incinta che stava porturendo, cioè tra sé venisceva allo stadio. In attesa che nascesse o meno il figlio. E allora? E l'altro giorno è entrato uno e verso le 3 meno un quarto, o paese con questo caldo. Ma dove? O paese. No, bar. Al bar. Al mio paese è come se c'è a siesta. Verso i 3 meno un quarto non c'era nessuno. C'era un banconista che si stava facendo le parole crociate e io che mi stavo leggendo il giornale. Parlavano di lei. Di me quando parlano di me sono fesserie. Però è giusto, guardi che dopo pranzo, soprattutto il siciliano, no? Si riposa. C'è questa abitudine in Sicilia. Non c'era nessuno. Volavano solo le morti. Noi siamo un po' come i latini che dicevano che post prandium stabis, post cenam lente deambulabis, dicevano così i latini, per cui noi facciamo un po' come i latini. Esatto, sì, facciamo post prandium stabis, post cenam lente deambulabis, così. Noi così diciamo quando... Come dice lei? Lo dica lei, lo dica. No, vabbè, pare che uno ripete quello che ha detto lei. Invece, guardi, proprio questa volta noi vogliamo che lei ripeta, perché è una cosa che... lo sanno tutti che post pranzo, cioè dopo pranzo stabis, te ne stai tranquillo, dormi, ti riposi, post cenam, dopo la cena invece lentamente deambulabis, che vuol dire? Che io stanotte violentemente deambulabis. Vuol dire camminare, vabbè, comunque lo facciamo noi siciliani spesso. Prego. Allora al bar che succede? Era al bar, che si faceva parole crociate, io in un angolo mi stavo leggendo un giornale, magari per... c'erano scritte cose su di lei, magari per avere notizie sopra del Catania. Arrivato a un certo punto, entrava uno, ma qua chi è forastero. Questo non è una faccia nuova, paese. Scognito, non c'era nessuno, solo i muschi che volavano. Questo entra, si avvicina al banconista e ci fa, giovane, per cortesia fammi 3 caffè. Questo è un barista, non per essere così serioso. Ma ci si scusi. Per essere, scusi? Non per essere così serioso. Ma ci si scusi, ma perché 3 caffè? E a questo lillo. Ci si chiama, non ti preoccupare, c'è uno per mia, uno per te e uno per 2 gran cornuto di tuo padre. Questo gli ha detto? La Rosa, un banconista che è un marocchino, che si pigliava Don Peppino Badesicchi. Cacaroso, fermo. Un chiappavo do collo, tuteravo, e ci rese tombolata a marocchina, ma tembolate. Un consumavo, lasciavo mezzo morto e mezzo... Io non uscivo da bar a 4 piedi. Io ero un marocchino come chi lo sono io un marocchino mi toleva la miseria, dice, chissà se ci è bastata la lezione. Ma così mi dice. L'indomani, giovedì, allo stesso orario, io dando il giornale,
magari l'indomani parlavano di lei, minchia da capurria. Sì, anche l'indomani. Ma non le leggo le cose su di me. Entra un'altra volta chi? Alle 3:15. Sì. Tutto un fasciato da testa, i cerotti da faccia di corpo che avevo scaduto prima. Corpa. Io come ho visto in la rosa, mi cascavo il giornale di mano. Tagliavo un marocchino tagliava io si ci avvicinavo. E c'è questo giovane, fammi 2 caffè. 2, stavolta 2, non 3, 2. Un marocchino tagliava i necessari, c'è 2, vero? Non più 3. No, c'è 2. 2. Uno per mia, uno per 2 gran cornuto di tuo padre, per te niente che sei troppo nervoso. Ma lei si rende conto di piano? Mi rendo conto. A pazzia. Lo so, la gente, sarà il caldo, saranno i tempi. Senta però, perché ho visto qualcuno e soprattutto qualche donna perplessa, mi ha detto che il barista si chiama Don Peppino? Badisicchi. Ora io ma lei lo sa, chiedo scusa, io lo so perché, ma lo dica perché. Perché tant'anni è maritato con una donna molto più giovane di lui. Sì. I figli non ce ne mandavo, il signore non ce ne mandava. Succede. E allora andò a paese che non perdono occasione per mettere zizzani e così. Gli auguro io Don Peppino da Badisicchi. Si chiamano... Ora invece è diventato papà. Il signore ora ci mandava. Ho capito, sì. Sì, perché siccome io si dice troppo vicchiereggio, proprio 3 anni fa si è preso questo marocchino aiutante. Ho capito. È giusto, siccome forse è stata una buona azione, che lui si pigliava sto marocchino, manco vinne sto marocchino, una paremisa mi chiede sta ungendo. È stato il premio proprio. Ho capito. Perché bisogna fare del bene, quindi lei sostiene, e anche il pubblico che applaude è d'accordo, che ci sia stata una corrispondenza tra la sua buona azione di avere assunto un extracomunitario e il fatto che la sua signora sia rimasta incinta. Mi ci rido, ma bello. Bello, sì. Capite? Rizzi. Colore della pelle? Ni urinciolo, olivastro. Ma bello, maschio. E Don Peppino è contento? Con Peppino è contento, chiamarono Alfio Abdullah. Vabbè, basta che è contento Don Peppino, a noi che ci interessa. Vabbè, ci vediamo tra un po' perché dopo l'esibizione di Andrea Barone e il secondo momento di Noemi, io le chiederò, visto che lei lo ha detto prima, che è arrivato con la sua 600, le chiederò di parlare della sua macchina. Ecco, per le mie amiche della comunità di Sant'Egidio che arrivano da Roma e che dunque non sanno esattamente lei che macchina si ritrova a casa... Sono romane? Sono romane, ma ormai trapiantate qui in Sicilia. Fanno parte della comunità di Sant'Egidio di cui parleremo tra un po'. Perché posso parlare ma romano, eh? Ah sì? Certo. Mannaggia i pescetti. Allora, vuole dire che macchina ha? Io ho una 600 Fiat. Sì, di colore? Bianco satinato, sporco graffiato. Proprio tutte i segnali da tigre da lato, originale da casa, così, tutta arruggiata. Sì. I funni su fracete. Sì. Però è segno che la macchina è di lamiera, non come ti dico fanno ora di plastica. Ora i funni ci fecero rinforzare perché cascavo mia moglie, cascavo tutto il sedile. Cioè sua moglie è caduta e sprofondata? Pigliai una scaffa forte, che cascavo il sedile che do so, i scintili. Certo, la donna che cade con tutto il sedile. Io dissi, madonna, è morta mia moglie, sai, il costo lì, è morta mia moglie. Mi sono tradito un attimo. Certo, si è tradito. Perché disse, magari che non muore si brucia tutta. E invece niente. Niente, intatta. Niente, si fece un po' di ceretta, si bruciava un po' di pila di ame. Che l'ha pulita un po'. Perché... Siete ha messo la radio nella macchina per dirlo sempre la radio vegetale originale. Che vuol dire vegetale? Di quello vegetale che tu tocchi. Digitale. Lo tocchi? Com'è? Digitale, la radio digitale. Digitale. Sì. E questa qua ci ho montato, poi io ci ho fatto il tettuccio aprile di sopra. Apribile. Ci ho messo la marmitta paralitica. Sì, la marmitta perché sennò a Catania non mi facevano entrare. Catalitica. Sì. E ci ho messo la radio automatichissimo. Automatichissimo, che vuol dire? Che in stazioni cangia solo. Sì? Tu cammini, pigli una scaffa, e tu cangia stazione. Ho capito. Ma veramente, è una cosa bellissima. E c'ha un'antenna? C'ha l'antenna diabolica che va dietro. Diabolica, sì. E rusica nastri magari. Rusica? Sì. Il vecchio mangianastro. No, io si rusica. Li corrode quasi. Sì. E l'antenna è lunga? L'antenna è lunghissima, 6 metri. Parte davanti, è fatta a arco e poi è attaccata a un portabagagli di dietro.
doppio uso. Perché? Andandolo a attaccare perché in tuo paese non potevo circolare. Perché andavamo da tutti i bacconi, ne portavo tutti in roba stenosa. Troppo alta, troppo allora alta. l'ho piegata a arco e non solo è bella perché c'ha una certa estetichezza, ma anche mia moglie, quando un domeno non si asciugano i robbi, per esempio mutandine, magliette di lana, maglia in carne, cose, stringipette, i cacchi, i tacca andandina, mi faccio 3 giri del paese, tutto asciutto. Perfetto, quindi tutto è utile, doppiomente utile. Vabbè, dopo parleremo però di un'unica défaillance di questa sua macchina. Questa sua macchina che è sempre andata bene ha avuto una défaillance e lei ci racconterà di questa défaillance. Lei ci parlerà della défaillance. No, noi eravamo rimasti che ci raccontare quando restai ai piedi. Appunto, avere una défaillance vuol dire non far bene una cosa, quella volta la sua macchina l'ha lasciato a piedi. Ah, quando uno non fa bene una cosa... E ha delle défaillance. Perciò lei che femmina è sempre in défaillance. È sempre in défaillance. Arrivederci, arrivederci.